Thanks, President. Leggiamo il rapporto IPCC e scopriremo che la nostra incongruenza è monumentale. Ogni sforzo fatto oggi per combattere il riscaldamento globale sarà più efficace che se fosse fatto domani. Lo stesso identico sforzo, se fatto tra un anno, ha un impatto minore rispetto a se si fa adesso. Se lo facciamo tra 5 anni, ci sarà meno profitto che se lo facciamo tra 2 anni. È così che funziona la natura, è così che lo confermano i scientifici del rapporto IPCC. Quindi perché ritardiamo le nostre decisioni? Perché ritardiamo le nostre decisioni? Per estendere i negoziati? Più di 30 anni sono andati perduti in negoziati internazionali con pochi o nessun frutto, che hanno portato a polemiche inutili e soprattutto all'inerzia. 30 anni durante i quali si accumulano emissioni di gas e in conseguenza oggi le opportunità per ridurre le conseguenze più negative del cambiamento climatico sono molto minori che ieri. Nel mio paese, la Catalogna, non piove a sufficienza da 25 mesi e non siamo un'eccezione in Europa. Dobbiamo fare più e farlo più rapidamente. Stiamo perdendo il tempo.